leggenda narra di un uomo che una notte rientrava a Sassari a piedi e percorreva un sentiero che dalla valle di Logulento risaliva a Monte Furru e da là per Badimanna arrivava a Rosello. Salendo vide una casa illuminata e sentì le voci di uomini e donne. Era una festa. Curioso si avvicinò e appena si approssimò alla porta fu invitato a entrare calorosamente dai presenti. Una volta all'interno fu coinvolto in una sorta di ballo di gruppo e ballando perse la cognizione del tempo. Solo la stanchezza gli fece capire che la cosa stava diventando alquanto strana, perché le forze lo abbandonavano mentre gli altri imperterriti continuavano a ballare freschi e pieni di energie. Provò a fermarsi, ma gli altri non gli davano tregua. Allora, pur temendo di irritare gli ospiti, si divincolò con forza. Un attimo dopo tutto sparì e si ritrovò nella casa abbandonata, vuota e cadente. In quel momento capì che tutte quelle persone erano anime o fantasmi e si rese conto del rischio che aveva corso, perché quelle anime lo avrebbero fatto ballare fino alla morte. In fretta e furia tornò sulla strada e proseguì verso la sua casa. La villa de Quesada, realmente presente a Sassari, versa in stato di abbandono ed è attualmente utilizzata come stalla. L'antica dimora nella zona di Montefurru, sulla strada per Sorso, fu di Don Cristoforo de Quesada, variante dell'odierno Quesada. Nato a Sassari nell'agosto 1813 e morto sempre a Sassari il 16 luglio 1893, secondo marchese di San Saturnino. Il capostipite della sua famiglia fu Don Raimondo de Quesada, primo marchese di San Saturnino, giudice della Reale Udienza e segretario di Stato e di guerra. La madre era Luigia Ledà Pilo Boil. Si sposò a Torino nel 1845 con la baronessa Felicita Cavalchini Guidobono e in seconde nozze nel 1864 con donna Angela Tola Serra. Ebbe 5 figli dalla prima moglie: Angelica, Leopoldina, Antonicca, Raimondo e Ferdinando. Nel 1820 cavaliere di giustizia dell'Ordine di Malta e cavaliere dei Santissimi Maurizio e Lazzaro. La moglie Felicita, poco dopo le nozze, fu nominata dama di compagnia della principessa Maria Adelaide.